Buonasera a tutti, ben ritrovati. Eccoci di nuovo al Cesare's Corner. Vi ricordo, siccome questa è solo la seconda diretta che svolgiamo in questo modo, che ora io sto registrando di lunedì mattina e devo ammettere che è anche abbastanza pesantina la mattina, però questa puntata sarà mandata in onda il giovedì e il sabato, entrambi i giorni alle ore 20. Quindi ecco, mi scuserete se ci saranno dei, come si può dire, se non avrò modo di proporvi tutte quelle opere che dovessero essere fatte dai vari Banksy, Cattelan, Vezzoli o altro, durante i giorni che ci separano. Quindi tra il lunedì e il giovedì, se ci fossero artisti che scompaiono o altre cose, io non avrò modo di spiegarvelo subito, ma se ne riparlerà ovviamente 10 giorni dopo, quindi al giovedì della settimana successiva. Come al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì. Vorrei dirvi che questa è la prima diretta in cui ripartiamo con il solito giro, quindi mostre, resoconti di viaggi, esposizioni, eccetera. Non è così purtroppo, perché io durante gli ultimi 3 giorni ho girato molto, sono riuscito a accumulare un po' di materiale per le prossime 2, forse 3 dirette. Il punto è che hanno riaperto veramente in pochi, e quei pochi anche con dei problemi che vedremo tra poco, che non sono proprio indifferenti. Allora, io sono stato a vedere la mostra di Banksy a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, quindi credo che questa diretta sarà dedicata al 90% su quello. Prima di iniziare però c'è un altro mini argomento, ovvero il fatto che circa un mese e mezzo fa avevo fatto una diretta Banksy, Vezzoli e Cattelan, dove vi avevo proposto quell'opera di Vezzoli che è diventata la copertina di Vanity Fair e su cui ho scritto un articolo sul nuovo numero di Art in World che trovate adesso in edicola. Ecco, riguardo a quell'opera ci eravamo lasciati dicendo che io non avevo idea se quell'opera fosse reale o fosse solo un Photoshop, quindi non c'era stata nessuna prova dell'esistenza fisica di quell'opera. Ora ce l'abbiamo, perché il direttore di Vanity Fair ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni giorni fa la notizia che ci sarà un'asta Sotheby's Milano dal 4 al 16 di giugno, dove sarà, insieme a molte altre opere, se non sbaglio ci sono anche dei Rauschenberg, quindi varie opere anche molto importanti, ci sarà proprio l'opera di Vezzoli, un'opera fisica. Ho visto la stima, non ve la dico, ma è troppo bassa, è veramente troppo bassa, perché se pensate che sono state vendute alcune riviste, alcuni numeri di Vanity Fair con l'autografo e basta di Vezzoli a cifre sopra i 1.000 euro, ecco che la stima di quell'opera non può essere giusta. Io credo che farà almeno 10 volte quella stima, anche perché ha suscitato un tale clamore, un tale caos mediatico, ha girato tutta Italia per 2 settimane. Io credo che ci saranno molti collezionisti attenti a fare l'offerta giusta. È vero anche che l'asta è online e sappiamo che nelle aste online diciamo che i record sono tutti un po' a ribasso rispetto a quelle vere e proprie, però questo è il discorso. Tutto ciò che sarà ricavato dall'opera di Vezzoli, e non so se anche altre opere in asta, perché in teoria tutta la sessione è di beneficenza, saranno destinate al Policlinico di Milano, e nel sito di Vanity Fair trovate anche tutte le voci di spesa. Quindi vi dicono, se dovessimo raccogliere tot soldi, questi vanno di qua, questi vanno di qua e quelli vanno di là. Quindi è tutto molto anche trasparente in questo. Andando ecco alla mostra di Banksy, cosa c'è da dire? Intanto io vi consiglio, per chiunque dovesse andare, di prenotare online, per il fatto che io mi sono fatto 2 ore di coda e avevo il pass giornalista, quindi l'ingresso anche saltafila, possiamo dire. 2 ore di coda. Io non ho mai fatto 1 minuto di coda a Palazzo dei Diamanti, ho visto di tutto, Courbet, De Nittis, Boldini, Corcos, ho visto De Chirico, Carrà, De Pisi, Sioni, ho visto un sacco di mostre, mai fatto 1 minuto solo di coda. Con Banksy 2 ore.
Qual è il punto? Ci eravamo lasciati in un'altra diretta, un po' più recente, quella in cui rispondevo alle vostre domande, dove alcuni di voi erano interessati alla riapertura post tutta questa situazione qui. E avevo detto, sarà un po' lenta per il fatto che tante mostre non sono state proprio aperte, quindi non ci sono le opere, non ci sono i testi, il critico non ha contribuito, quindi non basta dare il via libera e tutto riapre. A Venezia ci sono una cosa come 10 sedi espositive, l'unica aperta è il Peggy Guggenheim. Io c'ero ieri, ero andato lì per un'altra mostra, una mostra sugli oggetti migranti. Il problema è che hanno aperto solo la parte permanente e non la mostra. Perché? Perché non è tanto il problema della mascherina, del distanziamento da 1 metro, della prevendita online, è proprio il fatto che con queste ultime regole in una sala di tot metri quadri ci possono stare al massimo 2, 3, 4, 20 persone, mi invento. Il punto qual è? Che la maggior parte delle sale di queste sedi sono troppo piccole e non possono far entrare una sola persona alla volta, perché anche voi capite che la coda, una coda di 20 persone, verrebbe smaltita in un giorno intero. Quindi è chiaro che le mostre con le sale più piccole vengono chiuse del tutto, non ci sarà alcuna riapertura, o cambiano le regole o si aspetta che ci siano 0 casi Covid in Italia, uno dei due. Quindi è chiaro che io ripartirò con le mostre sì, però non so quanto, perché ho già visto 3 mostre, però non ne trovo altre nella mia zona di aperte. La Lombardia, se non sbaglio, è ancora chiusa, quindi non so come farò a vederne altre, però me lo auguro. Quindi, prima cosa, prenotare per la mostra di Banksy, questo sicuramente. Altra cosa, ecco, un mini ringraziamento ad Alberto Bortoletto, perché questo è un mio caro amico che mi ha dato una mano a montare il filmato che manderò in onda tra un po' sulla mostra di Banksy, per il fatto che tutto questo spostamento di orari di palinsesto ha fatto sì che io non avessi il tempo di mandarlo in regia, aspettare la risposta, controllare il video, rimandarlo, tutto questo lavoro qui. Quindi lui ha fatto il video ed è giusto dichiararlo, quindi grazie ancora ad Alberto Bortoletto. Poi, altra cosa sulla mostra, ecco, questa mostra di Banksy io la reputo la migliore che abbia mai visto, quindi è consigliatissima da parte mia, perché non ne ho vista una di Banksy, era la quarta che vedevo. Ho visto la mostra di Banksy al MUDEC di Milano di 2 anni fa, la mostra che c'è stata a Palazzo Strozzi, se non sbaglio sempre 2 anni e mezzo fa. Ho visto la mostra al MUMOC di Amsterdam, quella di 3 anni e mezzo fa, era la mostra Banksy e Roy Lichtenstein, quindi ne ho già visto un po'. Ho visto come si allestiscono, come si fa a gestire le opere di Banksy, che ora vedremo non sono proprio semplici per tanti motivi. Questa mostra è la migliore, sotto tutti i fronti, sotto tutti gli aspetti. Qui ho il catalogo della mostra, il croma non lo buca neanche, quindi fantastico. Un catalogo che vi consiglio perché il rapporto qualità-prezzo e soprattutto quantità di informazioni è ottimo, è ottimo. Avevo preso i cataloghi di Banksy anche della mostra al MUDEC e Palazzo Strozzi, quindi l'ho confrontato con altri 2 e questo li batte senza dubbio. Qual è il punto allora? I vari punti da toccare di questa mostra. Innanzitutto una domanda, o meglio come si può dire, un dubbio che mi ha fatto venire il mio caro amico Francesco Mutti. Io ve lo nomino spesso, è un critico d'arte molto più esperto di me, che io contatto spesso, mi confronto con lui perché ha sempre uno sguardo molto lucido sulle mostre e appena gli ho detto, guarda, secondo me questa è la mostra di Banksy migliore di sempre. Lui mi ha detto, e perché pensi questo? Ma non riferendosi al perché dei motivi della mostra, ma perché l'hai percepita in questo modo? E gli ho detto, ma cosa cavolo stai dicendo? E mi fa, ma non ti sei posto il dubbio che forse tutta questa situazione, questi 3 mesi a casa, ti fanno vedere con occhi un po' diversi la mostra? E lì è chiaro che il dubbio mi è venuto, ma perché? Per il fatto che una persona normale che magari vede una mostra al mese, sta a casa 2 mesi e ne perde 2. Non è che poi la mostra dopo la veda con chissà quali occhi nuovi. Io però solo nel mese di
gennaio e febbraio 2020 avevo visto quasi 30 mostre, quindi stare 2 mesi e mezzo a zero mi si è ripulita la vista, ecco, mi sono proprio disintossicato da questo ritmo incessante di mostre, fiere, inaugurazioni, aste, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che sicuramente la cosa ha influito, non so in quali termini, non ho una risposta per questo, però credo sia una domanda che anche voi, anche chi da casa poi abbia in mente di andare a fare un salto, si ponga nel momento in cui va a dare un giudizio sulla mostra, perché è un tema importante, cioè come sono predisposto io dopo 3 mesi di prigionia dove non desidero altro che uscire. Io ho visto tanti amici su Instagram che hanno scritto non vedo l'ora che riaprano le mostre, ho bisogno di andare per fiere, voglio vedere i quadri di qua di là. È chiaro che poi diventa tutto oro quello che si vede, quindi bisogna stare un po' attenti. Gli altri punti della mostra quali sono? Allora, innanzitutto il luogo, a Palazzo dei Diamanti. Perché luogo? Perché io credo, almeno negli ultimi 5 anni non c'era mai stato, a Palazzo dei Diamanti fanno sempre mostre di tutt'altro genere. Io ho detto Morandi, Carrà, De Chirico, Sioni, De Pisis, andando più indietro, De Nittis, Corcos, Boldini e compagnia. Non fanno la mostra sulla street art, su Banksy, ma non fanno cose di arte contemporanea di questo livello. Quindi già questo era strano, perché sono andato chiedendomi come avranno fatto? Il palazzo non è nuovo, non è il Mudec, non è il Pirelli Hangar Bicocca di Milano che lo puoi muovere come vuoi, è una sede della fine del 400, quindi avete già capito come i limiti siano molti. Il punto qual è? Che si è dimostrato una sede come sempre fantastica perché è molto elastica, ma in quale modo? Non è elastica perché vengono realizzati chissà quali interventi sullo spazio, ma perché lo spazio interno viene annullato. Cioè, quando si entra a Palazzo dei Diamanti non c'è il Palazzo dei Diamanti, c'è solo la mostra. In pratica, tutto l'allestimento era giocato su questi toni grigio scuri barra neri, questi muri molto profondi, molto schiaccianti anche, dove delle tende oscuravano tutte le fonti di luce, tutte le finestre, quindi anche la parte architettonica era completamente buia e oscurata, il soffitto lasciato in ombra, quindi non c'era il dialogo tra l'opera contemporanea di Banksy e un soffitto affrescato. Ecco che è un tipo di dialogo per annullamento, non si fa neanche a gara, chi lo sa se per il fatto che forse Banksy non sarebbe in grado di reggere quella gara, non lo so, io ve la butto lì, però sarebbe stato sicuramente interessante vedere un tipo di mostra su Banksy in una sede storica dove non si annulla lo spazio fisico, ma si crea un dialogo. Mi invento, proprio per lanciare qualche idea anche a voi. Immaginate, no? Un muro, una parete con un affresco figurativo del 400-500 con un'opera di Banksy che magari viene strappata dal muro, viene applicata su una lastra di plexiglass e questa viene adagiata contro la parete. Voi avete l'opera di Banksy ultramoderna, ultracontemporanea, progettata per altri spazi, che però si mette in dialogo senza un distaccamento, perché sembra, in quel punto sembrerebbe quasi che l'opera di Banksy fosse stata realizzata sull'affresco. Allora quello è un altro tipo di gioco che qui chiaramente non c'è stato, anche perché sarebbe stato quasi impossibile. Quindi luogo eccellente, un luogo che si è dimostrato in grado di fare ben di più di quello che ha fatto negli ultimi 5 anni, quindi forse è da farci un pensierino, dopo Banksy, chi lo sa, fare una mostra su Marina Abramovic, Ai Weiwei, non lo so, però si presta bene. Altra cosa, vi ho detto allestimento molto neutro, molto sobrio, molto semplice, proprio per non distrarre. Tante opere di Banksy che vedrete nel video sono violente, violente per dimensioni, per colore, per soggetto e quindi è meglio non distrarre con tutto il resto, meglio che ci sia proprio quel faretto fondo nero, solo l'opera, con la regina d'Inghilterra che fa determinate cose e chi di voi ha presente l'opera a cui mi sto riferendo sa già. Un'altra cosa, la quantità di opere. Questo è di solito un punto dolente per molte mostre,
Spesso ho recensito mostri di Palazzo Reale, mi viene in mente, che ha sempre il limite di fare troppo, quel troppo che appesantisce la scorrevolezza della mostra. In questo caso le opere erano più di 100, quindi non poche, Siamo al doppio del numero perfetto di una mostra pulita, tranquilla e distesa. Più di 100 opere, qual è il punto? Che erano troppo varie le opere, che non è una cosa negativa. Per Banksy, quindi solo in questo caso, è molto positiva. Cosa intendo dire per varietà delle opere? Che c'era scritto mostra di Banksy, un artista chiamato Banksy. Non c'era scritto cosa ci sarebbe stato in mostra. Serigrafie, magliette di Dismaland stampate in fabbrica con il logo di Banksy, opere multiple, opere pezzi unici, sculture, gigantografie di opere non presenti ma riportate in mostra. Quindi un modo di gestire le opere molto strano. Perché? Perché il punto è questo: se io vi dicessi, ci mettiamo un esempio, mostra di Toulouse-Lautrec a Verona, 200 opere, chiunque entra. Io farei la coda di 3 ore per entrare. Se però scrivo mostra di Lautrec con 200 opere, multiple, quanti di voi entrano? E se vi scrivo biglietto d'ingresso 10 euro, quanti ne rimangono che entrano? Molti, molti, molti meno. Proprio perché c'è questo predominio dell'opera unica sul multiplo che è più che comprensibile. Non vengo qui a fare l'ipocrita e dirvi no, sono la stessa cosa, perché sarei un folle a dirlo. C'è una bella differenza, ma nel caso di Banksy questa cosa gli fa gioco, perché lui si è fatto conoscere con le serigrafie. Senza di quello Banksy cosa può vendere? Se va in Palestina e dipinge un'opera, come fa poi a farla girare quest'opera? Con Instagram? Ok, certo. E i collezionisti? Come salgono i prezzi? Come si arriva a vendere un'opera a 11 milioni di dollari se le opere non si vendono perché sono solo quelle sui muri? Ecco che serve cosa? Il multiplo. Quindi nel caso di Banksy lui deve troppo alle opere multiple per non esporle quasi alla pari delle opere uniche in una mostra, e quindi già questo è un gioco che gli serve molto. Poi ecco, questa è la solita mostra. Ogni volta che c'è la mostra di Banksy c'è questo logo che dice non autorizzate. Allora, che significa? Tutte le mostre di Banksy sono non autorizzate. È successo più di una volta, non mi ricordo se anche per il MUDEC di Milano proprio, che poi Banksy facesse causa al museo proprio per questo motivo, perché non aveva dato il via libera, diritti d'immagine, SIAE, non lo so, mille cose, per svolgere la mostra. Quindi chiunque faccia una mostra su Banksy lo fa in un certo senso illegalmente. Chiaro che è una cavolata incredibile, perché non esiste una cosa del genere, però è una delle varie tattiche di Banksy per continuare a far parlare di sé, lo sappiamo anche troppo bene. Quindi quantità, vi ho detto, tante opere, che però sembrano meno perché ci sono tante foto, tante magliette, copertine di dischi in vinile con gli autografi di Banksy, quindi varie cose. Qualità altissima. Le opere uniche quali erano? Le vedrete subito nel video, il video dura 4 minuti, quindi più o meno tra un paio di minuti ve lo mostro. C'era un'opera che vedrete, fantastica, io la metto prima opera della mostra e anche l'allestimento mi dà ragione perché è stata messa nel punto centrale di tutto il percorso. È un'opera di cui ora non ricordo neanche il titolo, ma la vedrete perché è un serpente, una specie di boa, un'anaconda gigante, che si è appena mangiata Topolino. Ma la cosa bella è proprio il gioco, no? Lui intanto la fa come una scultura, non so se ci siano più esemplari, non ne ho idea sinceramente. L'opera è bella perché si crea questo dialogo che in Banksy è spesso frequente, il dialogo tra la cultura pop, Topolino, il mondo del fumetto, il pop massimo, e un elemento tragico, un elemento horror come il boa, questa anaconda che viene su, si alza e guarda l'osservatore, e c'è quel gioco, quello scarto, simile a quando Hearst ha fatto lo squalo,
perché quell'animale evoca in noi tanti simboli, il serpente di Adamo ed Eva, quindi il serpente e il diavolo, cioè ci sono troppi simboli dietro a quell'oggetto che vanno a collimare con il soggetto pop che c'è dentro. Ma il bello è, quale dei due prevale? Il boa solo perché si è mangiato il topolino? No, perché poi la figura si vede dentro, si vede perfettamente, un po' come quando leggete Il Piccolo Principe, no? All'inizio c'è quel disegnino, il boa che si mangia l'elefante, ma c'è l'elefante o c'è il cappello? E qua è un po' la stessa cosa, si vede Topolino, quindi c'è chi dei due prevale, me lo direte voi. Quindi io chiedo alla regia di mandare in onda il video, prego. Avete visto l'ultima foto di chiusura? Ci stava troppo. Quel punto
è alla fine di quello spazio, di quel corridoio che unisce i due blocchi della mostra. A Palazzo dei Diamanti ci sono sempre due blocchi, quello iniziale che di solito include l'80% della mostra, poi voi fate un corridoio che è all'aperto, quindi all'interno della corte c'è questo giardino con all'incirca 30 metri di percorso. Alla fine c'era proprio quel palloncino. Tutti si sono fatti la foto, ho detto dai, facciamola anche noi che poi la mettiamo in diretta. Avete visto quel serpente che vi dicevo? Spettacolare. Poi ecco, ultima cosa, visto che mancano 2-3 minuti, io chiudo concludendo con il discorso proprio copia e originale. Per quale motivo? È incredibile che ci sia la coda, ci sia la gente, tutto. Vuoi un po' perché Banksy, quindi ci stanno alcuni numeri, non questi qua sono numeri molto al di là delle aspettative, soprattutto visto il clima che c'è ora di riapertura e tutto. Eppure c'era la coda per vedere una mostra in cui i pezzi unici erano, quanti? 10 su 100 opere. C'era la coda. Di quanti altri artisti si può dire la stessa cosa? Io credo di nessuno, perché se fate una mostra con le litografie di Salvador Dalì, non è che ci va la gente e fa 2 ore di coda come per Banksy. Quindi c'è da chiedersi, ma come mai per Banksy va bene e se faccio una mostra di gigantografie con le opere di Giotto della Cappella degli Scrovegni, andiamo io, lui e altri 2? C'è da farsi alcune domande a riguardo, cioè in quale modo siamo disposti ad accettare la copia all'originale. In questo caso ce la mettiamo via perché diciamo ok, l'originale è a 50.000 km di distanza, quindi non si vede e ci può stare come spiegazione. E allora mi va bene la copia. Però per tanti artisti non si può fare perché le opere si possono spostare. Questo è il punto. Se ci pensate quante volte la gente va a Firenze, fa le foto davanti a Palazzo Vecchio alle sculture senza sapere che sono tutte copie, che non c'è neanche un'opera originale, sono tutte copie quelle, eppure le trattano come se fossero gli originali. Quindi qual è il limite? Se ve lo dico, allora vi piace di meno? No, non vale il giochetto. Quindi c'è da chiedersi riguardo a questo. Poi io credo di avere finito con questo discorso di Banksy. Ultima cosa, qual è? L'opera che è uscita. Cioè, finché ero in mostra proprio, apro Instagram per condividere proprio 2-3 video, 2-3 foto di questa mostra e vedo l'ultima opera di Banksy e dico ma non è possibile. Un'opera di cui non vi ho detto nulla, non vi voglio dire nulla, perché è un'opera troppo calda per il tema e quindi io credo che abbia più senso aspettare che si plachino un po' gli animi riguardo a quell'argomento, perché tutto quello che direi ora sarebbe frutto di un condizionamento. Quindi è meglio aspettare. Quando le opere sono troppo calde è meglio stare zitti, perché ogni volta che si parla si rischia di dire di quelle cose che è meglio non dire, ecco. Allora, siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione, mi dicono proprio 30 secondi, quindi ci siamo giustissimi con i tempi. Per la prossima diretta ho un'altra mostra, ve lo dico già, la mostra di Treviso che si intitola Natura in posa. È una mostra interessante, non è a livello di questa di Banksy, è chiaro, grazie mille. È una mostra però intelligente perché è molto di nicchia. Io infatti sono entrato che eravamo in 2 dentro, quindi ci sta anche quello. Poi non è in una sede, non è Palazzo dei Diamanti, è il Museo di Santa Caterina di Treviso, quindi una bella sede, però non ha quel richiamo, quell'audience. La mostra però ha qualche aspetto che voglio proprio approfondire con voi, perché secondo me è una cosa molto interessante. Allora io vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo l'ultima volta che tutti i video di queste dirette io li caricherò su Instagram e su Facebook giovedì alle 8, quindi chi non riesce a seguire la diretta in onda per la prima volta perché è fuori, guarda il TG, mille altre cose, in contemporanea c'ha pure i social, quindi c'è anche questo modo di sdoppiare la cosa e poi tutto quanto su YouTube resta salvato. Lì sopra ecco vedo
i loghi Instagram, Facebook e YouTube, quindi lì c'è tutto. Vi ringrazio, vi saluto, buona serata e a lunedì prossimo.